importante tornare dopo 2 anni di restrizioni a ricordare questa giornata e a ricordare quegli uomini e quelle donne che hanno consentito oggi di vivere in democrazia e in libertà. Un ricordo che oggi assume un sapore anche diverso, perché con le notizie che ci arrivano oggi abbiamo anche capito che questa libertà dobbiamo anche saperla difendere, e quindi credo che davvero la giornata di oggi sia importantissima. Mi piace sempre ricordare quei grandi uomini che hanno consentito alla città di Treviso oggi di indossare quella maglia che ci deve vedere tutti uniti oggi più che mai, che è quella maglia che ha un solo colore, che è la maglia della libertà e della democrazia. E quindi io vi ringrazio per essere qui oggi, vi invito a partecipare alle altre celebrazioni che si terranno nel cimitero di San Lazzaro e poi in Piazza Indipendenza, dove completeremo poi questa sera con il concerto in Loggia dei Cavalieri le celebrazioni per questo 25 aprile. Quindi grazie davvero di cuore per la partecipazione, e io oggi mi limito a dire viva la libertà, e lo diciamo in un contesto di guerra che ci vede, ahimè, tutti coinvolti. Grazie.